pomeriggio la gara riservata alla categoria allievi. È il 17° trofeo Fiorentino-Fiorentini, dopo aver assegnato i titoli di campione provinciali degli esordienti nella mattinata. Spazio adesso agli allievi. Saranno 77 gli atleti a prendere il via degli 86 iscritti, con una gara che in questo caso cambia rispetto a quella che ancora ricordiamo degli esordienti, perché non è più un circuito da ripetere più volte a seconda anche della categoria, ma è una vera e propria gara in linea per un totale di 60 km e 700 metri. La partenza quindi poi via Montegrappa, strada provinciale 14, quindi Bibbona, Casale Marittimo, strada del Paratino, quindi Bibbona, ancora una volta la salita di Casale Marittimo e poi l'arrivo in via Monte Nevoso. Abbiamo detto che sono stati 77 coloro che hanno preso il via. Andiamo a ricordare chi sono le squadre rappresentate: la ciclistica Cecina, la Sirio Team Alto Lazio, la Foscobessi Calenzano, la Vitare Circolo Arci Allende, la Mobilieri Ponsacco, l'Elba Bike, la Butese, il gruppo sportivo Carli Cooperativa La Variante, la Mille Luci Ciclismo, la San Miniato, il team Alessandro Versilia, il team Mamma e Papà Fanini di Livorno, la Monte Carlo Ciclismo, l'Empolese, il Velo Club Empoli e la Wheeler Triestina Selle Italia. E qui vediamo appunto le operazioni preliminari anche per quanto riguarda gli allievi, così come abbiamo ricordato per gli esordienti, la firma per tutti coloro che prendono il via, la misurazione dei rapporti solo per coloro che vengono sorteggiati dal collegio di giuria. Simone Lamanda come giudice di arrivo, quindi si è ripreso dopo l'infortunio che ha avuto, così si è anche riposato per quanto riguarda le competizioni, ma siamo contenti di rivederlo al suo posto insieme al padre Annino Lamanda, presidente di giuria per questo 17° trofeo Fiorentino-Fiorentini. Un bel successo per quanto riguarda la quantità e la qualità degli atleti al via. Ricordiamo comunque che spesso e volentieri per quanto riguarda la categoria allievi ci sono sempre più di una gara nella regione, quindi gli organizzatori si devono un po' anche dividere i vari atleti che sono disponibili e quindi sicuramente non possono che essere soddisfatti gli organizzatori dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Cecina, che appunto è la società organizzatrice. Stiamo continuando a vedere le operazioni preliminari che poi ci mettono verso la partenza, dove sempre il presidente del Circolo dei Bersaglieri Giovanni Montanelli a dare il via ufficioso anche per gli atleti della categoria allievi. Breve tratto di trasferimento fino al chilometro 0, dove prenderà il via ufficialmente il 17° trofeo Fiorentini. Ovviamente soprattutto adesso c'è tempo per scherzare, visto che si va a raggiungere il chilometro 0, dove da lì in poi saranno aperte le ostilità. Una calda giornata, quella che ha visto gli atleti alla via, e adesso siamo appunto al chilometro 0 e da qui appunto con la partenza ufficiale sancita dal giudice di arrivo Simone Lamanda parte ufficialmente il 17° trofeo Fiorentini. Ovviamente prime battute interlocutorie per quanto riguarda i ragazzi della categoria allievi, dove già si vede un colpo d'occhio e una gestione della gara che veramente fino a qualche anno fa era impensabile per quanto riguarda gli allievi. Avvio subito veloce, abbiamo visto proprio scattare alcuni atleti sfruttando un varco che si era aperto nel lato destro della strada, e noi comunque lasciamo sfilare il gruppo che per il momento possiamo dire che si mantiene compatto, anche se già allungato per quanto riguarda le posizioni delle retrovie. Appunto lasciamo sfilare tutto il gruppo e adesso siamo alla prima azione di giornata. Sono 4 gli atleti protagonisti, anche se vediamo con la coda dell'occhio che è minimo il loro vantaggio nei confronti del gruppo. 4 abbiamo detto gli atleti al comando, con il dorsale 61 Alessio Pisani della Monte Carlo Ciclismo, con il 78 Alessio Pacifici del Velo Club Empoli, con il dorsale 49
è Lorenzo Magli della San Miniato, e con il dorsale 86 il quarto componente è Marco Diamanti, eccolo qua, della Wilier Triestina, che stava proprio facendo il suo turno sulla testa della corsa. Sembra buono l'accordo tra i 4 atleti al comando. Avevamo visto che comunque si manteneva abbastanza vicino la testa del gruppo dai 4 attaccanti, e andiamo a vedere a quanto ammonta il vantaggio dei 4 atleti al comando: 15 secondi sull'avanguardia gruppo. Intanto Fabrizio Falconcini a garantire l'informazione in corsa per quanto riguarda appunto la gara riservata alla categoria allievi, e adesso ci stiamo avvicinando al primo passaggio sulla salita per quanto riguarda appunto questa gara. Abbiamo visto proprio nello sfondo proprio la cittadina di Casale. È cambiata la situazione perché al comando abbiamo Nicola Franceschi della Monte Carlo Ciclismo, che sfruttando proprio la strada che iniziava a salire ha provato a piazzare l'attacco. Discreto il suo vantaggio nei confronti, abbiamo visto, dei 2 atleti che sono gli immediati inseguitori del portacolori della Monte Carlo Ciclismo. Lasciamo andare proprio Franceschi e vediamo chi sono i 2 contrattaccanti che hanno però un vantaggio minimo nei confronti del gruppo, e sono con il dorsale 77 Francesco Franchini dell'Empolese e insieme a lui Alessio Pisani della Monte Carlo Ciclismo. Quindi Franceschi della Monte Carlo Ciclismo, eccolo qua, lo vediamo che è solitario al comando, quindi a breve potremmo avere un terzetto sulla testa della corsa, anche se il margine sull'avanguardia gruppo è veramente minimo. Si alza sui pedali Franceschi per affrontare questo tornante verso destra, e questo gli permette anche di poter controllare la situazione alle sue spalle. Poi Franchini come immediato inseguitore e Pisani che si mantiene in terza ruota, ma l'avanguardia gruppo è veramente vicina dalla testa della corsa. Ecco qua che praticamente avviene il ricongiungimento sulla testa della corsa, quindi diventano 3 gli atleti al comando proprio nel momento in cui termina per la prima volta la salita, e questo è il gruppo alle spalle che comunque si sta avvicinando alla testa della corsa. Marco Cecchi della Monte Carlo Ciclismo insieme a Leonardo Galigani della Mille Luci, gli atleti che componevano la testa del gruppo, eccoli qua, visto adesso che stiamo risalendo, anche maglie dell'Empolese, anche perché è nuovamente compatto il gruppo, quindi annullato il tentativo dei 3 atleti. Adesso sono decisamente gli atleti dell'Empolese che si portano al comando con la piuttosto inconfondibile sagoma di Giosuè Crescioli proprio sulla testa della corsa. 20° chilometro di gara, ed è ancora un atleta della Monte Carlo Ciclismo che prova ad animare la corsa. È Marco Cecchi adesso che si è portato solitario al comando. Veramente, almeno in questa prima parte, la Monte Carlo Ciclismo sta animando la corsa, e quindi sicuramente non si stanno nascondendo gli atleti della Monte Carlo Ciclismo, e una rapida occhiata alle spalle di Cecchi ci fa anche vedere che per il momento il suo vantaggio è di tutto rispetto. Bella la posizione in bicicletta per Marco Cecchi, anche se le mani lontane dal manubrio ci piacciono un po' poco. Lasciamo andare l'atleta della Monte Carlo e vediamo il gruppo dove sono anche gli atleti di casa della ciclistica Cecina a fare l'andatura, che è segnalato a 30 secondi di ritardo l'atleta solitario al comando. Siamo ancora nella prima parte di gara, quindi veramente ancora ce n'è di strada da fare, però comunque si cominciano già a vedere i vari valori in campo. Gara scoppiettante, senza un attimo di tregua. Adesso prova col dorsale 49 Lorenzo Magli della San Miniato Ciclismo a alzare l'andatura per andare a recuperare sempre che si trova solitario al comando, e comunque gruppo che vediamo in discreta fila indiana almeno nella prima parte, e questo vuol dire che c'è una discreta andatura, anche se forse non c'è tantissimo accordo. Nuovamente nel tratto di salita di Casale Marittimo, ed è cambiata la situazione perché adesso sono 2 gli atleti al comando, con il numero 17 Giovanni Rastrelli della Foscobessi Calenzano e con il dorsale 61 Alessio Pisani della Monte Carlo Ciclismo. Quindi annullato il tentativo di Cecchi, ma ancora una volta un atleta della Monte Carlo che si sta rendendo protagonista, questa volta insieme ad un portacolori della Foscobessi di Calenzano, ed è
Pisani che si porta a fare l'andatura con Rastrelli che rimane alla sua ruota. Adesso cerchiamo di capire anche la situazione alle spalle della coppia che si è formata alla comando quando siamo circa al 30° chilometro di gara. Ovviamente si fa sentire la fatica e anche la giornata particolarmente calda per gli atleti al comando, ma anche per tutti gli altri che stanno gareggiando in questo caldo pomeriggio di giugno. Chiede il cambio Pisani e passa a fare l'andatura il portacolori della Foscobessi Calenzano. Eccolo qua, Rastrelli che si alza sui pedali e va a fare la sua fatica sulla testa della corsa. Lasciamo andare i due atleti al comando e vediamo com'è la situazione alle spalle. A 19 secondi transita con il dorsale 40 Federico Altopiano della Mille Luci Ciclismo, che quindi di fatto è l'immediato inseguitore dei due atleti che compongono la testa della corsa. Quindi Federico Altopiano si è sganciato dal gruppo alla caccia della coppia al comando e anche lui sta cercando di affrontare nel miglior modo possibile questo tratto di salita alla caccia appunto di chi si trova al comando. Alle spalle del portacolori della Mille Luci Ciclismo l'avanguardia gruppo segnalata 50 secondi di ritardo. È Giosuè Crescioli che è sulla testa del gruppo a cercare di far aumentare l'andatura. Eccolo qua, l'avanguardia gruppo che ormai ha messo nel mirino Altopiano, perché è minimo il margine di Altopiano nei confronti del gruppo che adesso vediamo inquadrati, però ricordiamo che ci sono sempre due atleti al comando. Marcato stretto e non può essere diversamente Giosuè Crescioli, del quale abbiamo commentato una vittoria proprio 8 giorni fa, e quindi sicuramente è un osservato speciale, lo sa bene Gregorio Butteroni della Ciclistica Cecina, che adesso si porta a fare l'andatura proprio sulla testa del gruppo. Quasi finito il tratto di salita, ormai Altopiano è nel mirino, almeno dell'avanguardia gruppo, mentre intanto prova anche Tommaso Pozzolini della Butese a riportarsi sulla testa. Ancora più indietro sono altri due atleti che stanno provando a ricongiungersi alla testa: Leonardo Galigani della Mille Luci insieme al dorsale 58 Mirko Favetti della Montecarlo. Ancora più indietro quella che è l'avanguardia gruppo, ma sono veramente minimi i distacchi tra i vari drappelli che si sono formati. Adesso approfittiamo del tratto di discesa e a termine discesa faremo nuovamente il punto della situazione. Hanno resistito al comando i due atleti, ovvero Giovanni Rastrelli della Foscobessi Calenzano insieme a Alessio Pisani della Montecarlo Ciclismo, mentre, ve lo anticipiamo già, grazie al tratto di discesa tutti i vari drappelli, i vari atleti che si erano sganciati dal gruppo alla caccia della testa della corsa si sono praticamente ricompattati. Buono l'accordo comunque tra Pisani e Rastrelli, che stanno continuando a darsi i cambi regolari e a cercare di frapporre più distanza possibile tra loro e chi sta inseguendo. Infatti adesso è proprio è la volta di Rastrelli di portarsi sulla testa a fare l'andatura, mentre Pisani si è anche informato per capire com'è la situazione alle loro spalle. Lasciamo andare la coppia al comando, infatti il gruppo compatto è segnalato però adesso a soli 20 secondi di ritardo dai due atleti alla comando. Come detto, come avevamo già anticipato, si è ricompattata la testa, si erano formati vari drappelli nel tratto di discesa, però nel tratto di salita, scusate, però grazie al tratto di discesa è andata a ricompattarsi. Adesso è Alessandro Rocchiccioli che sta facendo l'andatura, l'atleta della Ciclistica Cecina sulla testa del gruppo. Abbiamo detto appunto 20 secondi il vantaggio dei due atleti al comando nei confronti del gruppo. 44esimo chilometro di gara ed è rimasto solitario al comando il portacolori della Montecarlo Ciclismo, Alessio Pisani. Lo vediamo adesso che però ha visto decisamente diminuire il suo vantaggio nei confronti di una prima avanguardia del gruppo. Con una rapida occhiata abbiamo visto che erano forse una decina gli atleti che componevano il drappello dei contrattaccanti alla caccia di Pisani, che adesso lasciamo andare appunto per capire com'è la situazione alle spalle. E invece il gruppo compatto, abbiamo avuto una sensazione sbagliata, appunto gruppo compatto alle spalle dell'atleta solitario al comando, ma che ha solo
12 secondi di ritardo dalla testa della corsa. Francesco Franchini adesso che si sta impegnando facendo soprattutto il gioco di squadra per l'Unione Ciclistica Empolese. Eccolo qua, Franchini col dorsale 77 che sta facendo un'andatura però che si sfrutta un po' la strada a favore, però sta mettendo veramente a dura prova coloro che sono rimasti nel gruppo, perché è veramente alta l'andatura in questo tratto di strada. Continua comunque a resistere, quando siamo nuovamente nel tratto di salita, Alessio Pisani sulla testa della corsa. Nonostante veda che il suo vantaggio sta andando a diminuire, insiste nella sua azione e vediamo comunque che è ancora una bella pedalata, però ormai possiamo dire che è quasi segnato il suo destino, perché si sta avvicinando inesorabilmente l'avanguardia gruppo. Però davvero da sottolineare la tenacia di Pisani, che nonostante veda il gruppo che si sta avvicinando insiste nella sua azione. Eccolo qua, Giosuè Crescioli dell'Empolese che ha recuperato Pisani e si è involato al comando della corsa. Quindi una volta recuperato Pisani della Montecarlo Ciclismo, ha insistito nella sua azione Giosuè Crescioli dell'Unione Ciclistica Empolese e adesso tutto solo affronta il tratto di salita che gli rimane prima della discesa, ovviamente. La stessa azione che gli abbiamo visto fare praticamente una settimana fa. Anche la scorsa settimana è andato a recuperare chi si trovava al comando e ha lasciato sul posto chi si trovava sulla testa, per poi continuare solitario. Adesso vedremo se sarà lo stesso copione oppure se qualcuno cercherà o proverà o riuscirà a dar un po' di filo da torcere a Giosuè Crescioli, che veramente si sta dimostrando un osso duro anche in questo 2017, l'atleta dell'Unione Ciclistica Empolese. Continua la sua azione Giosuè Crescioli e noi cerchiamo di capire com'è la situazione alle spalle. A 15 secondi si è formato questo drappello di 6 controattaccanti, che comprende con il numero 18 Salvatore Giannini della Foscobessi Calenzano, con il 2 Gregorio Butteroni della Ciclistica Cecina, con il 14 Emanuele Galli, anche lui della Foscobessi, così come con il numero 16 Daniele Colaccione, con il dorsale 80 Emilio Maestrelli del Velo Club Empoli, e poi arriva si sta praticamente accodando a questo sestetto, che quindi diventeranno 7 gli atleti, l'atleta appunto della Butese con il numero 33 Tommaso Pozzolini. Questi atleti erano segnalati a circa 15 secondi di ritardo da Crescioli, che era solitario al comando, mentre l'avanguardia gruppo è segnalata a 30 secondi dalla testa della corsa. Luti Ancol adesso, che sta facendo l'andatura, anzi a dire il vero si è leggermente avvantaggiato nei confronti del gruppo, e noi risaliamo verso la testa della corsa con il drappello dei contrattaccanti a forte tinte. Foscobessi Calenzano è andato un po' a disgregarsi alla caccia di Crescioli, quindi adesso i due immediati contrattaccanti alle spalle dell'atleta dell'Empolese sono Gregorio Butteroni della Ciclistica Cecina e Emilio Maestrelli del Velo Club Empoli. Siamo tornati su Crescioli quando sta per terminare il tratto della salita, si alza sui pedali l'atleta dell'Unione Ciclistica Empolese, che continua nella sua azione solitaria e giustamente si sincera di come sia la situazione alle sue spalle. Una ventina i secondi di vantaggio nei confronti degli immediati inseguitori, 23 per la precisione, e quindi Crescioli, una volta saputa la situazione, ovviamente decide di insistere nella sua azione. Terminato il tratto di salita e siamo ancora con Crescioli solitario al comando. Ovviamente garantita la sicurezza per tutti gli atleti che stanno affrontando questo 17° trofeo fiorentini. Noi adesso siamo appunto sulla testa della corsa Giosuè Crescioli, quando siamo praticamente al 50° chilometro di gara, quindi mancano circa una decina di chilometri alla conclusione. Lasciamo andare il portacolori dell'Unione Ciclistica Empolese per capire com'è la situazione. 2 i contrattaccanti e sono sempre Butteroni e Maestrelli, che sono segnalati a 40 secondi di ritardo da Crescioli, proprio quando sta terminando anche per loro il tratto di salita, con Maestrelli che sta facendo l'andatura su Butteroni,
È comunque buono l'accordo tra i due contrattaccanti alla caccia di chi si trova alla comando, appunto 40 secondi in ritardo per questi due atleti che adesso si lanciano e confidano nella discesa alla caccia di chi si trova al comando. Punto tratto di discesa che potrebbe favorire qualche azione di recupero. Alle spalle ancora dei due contrattaccanti a 50 secondi abbiamo tre atleti, con il numero 14 Emanuele Galli e con il 18 Salvatore Giannini della Fosco Bessi Calenzano e con il dorsale 66 Luti Ancola, che sta proprio facendo l'andatura, l'atleta della Monte Carlo Ciclismo, sulla testa di questo terzetto. 50 secondi il ritardo per questo terzetto, quindi c'è Crescioli solitario al comando, a 40 secondi due contrattaccanti, a 50 secondi questo terzetto dove Cola che continua a fare l'andatura insieme a due atleti della Fosco Bessi. Con la coda dell'occhio riusciamo a vedere altri due atleti che potrebbero avvicinarsi a questi tre che adesso vediamo inquadrati e potrebbero diventare 5. A un minuto quindi sono segnalati con il numero 33 per la Butese Tommaso Pozzolini e con il numero 16 per la Fosco Bessi Calenzano Daniele Colaccione. Quindi un minuto in ritardo per questi due ulteriori atleti, corsa estremamente frazionata sia per la durezza del percorso e anche per il caldo che sicuramente ha messo a dura prova i ragazzi. Intanto potrebbero diventare 5 intanto questo drappello. A 1 minuto e 30 secondi un ulteriore drappello piuttosto numeroso, a colpo d'occhio forse 10 coloro che compongono questo drappello, dove gli atleti della Unione Ciclistica Empolese fanno sicuramente lavoro di squadra per favorire il proprio compagno che si trova sulla testa della corsa. Eccoli qua, appunto questo drappello è segnalato a 1 minuto e 30 secondi, sono 8 per la precisione, dove adesso riconosciamo anche Federico Martignoli e noi torniamo nuovamente sulla testa della corsa. 5 km alla conclusione per Giosuè Crescioli, che continua a mantenere margine nei confronti degli immediati inseguitori. Siamo ormai appunto a meno di 5 km dalla conclusione per Giosuè Crescioli, che si volta per capire com'è la sua situazione. All'ultimo rilevamento aveva 40 secondi di vantaggio sui due inseguitori che erano Butteroni e Maestrelli. Ovviamente il tratto di discesa ha comunque fatto sì che alle retrovie guadagnassero qualcosa, e infatti sono segnalati a 25 secondi i due contrattaccanti che stanno continuando a darsi cambi regolari per cercare di recuperare nei confronti di Crescioli. Adesso è proprio Emilio Maestrelli del Velo Club Empoli che sta facendo l'andatura con Gregorio Butteroni, che adesso passa a fare l'andatura. Abbiamo detto appunto hanno recuperato questi due atleti perché sono 25 i secondi di ritardo, anche qualcosa meno forse, perché cominciano a vederlo e quindi, come si sa, questo è sicuramente un vantaggio per chi sta inseguendo. Infatti Butteroni, quando si è reso conto che aveva almeno a colpo d'occhio Crescioli, ha decisamente fatto alzare l'andatura. Alle spalle ancora a 35 secondi il terzetto, che comprende Luti Ancola della Monte Carlo e i due atleti della Fosco Bessi, Galli e Colaccione. Con ovviamente il grosso del lavoro dovrebbe essere sulle spalle degli atleti della Fosco Bessi, visto che sono in superiorità numerica. 35 secondi il ritardo per questo terzetto. Risaliamo la testa della corsa e ancora non ce l'hanno fatta a riportarsi su Crescioli, Butteroni e Maestrelli. E ormai siamo in vista del triangolo rosso dell'ultimo chilometro, finale veramente incerto per questo 17° trofeo Fiorentini, e quando siamo ormai in vista proprio dell'ultimo chilometro siamo nuovamente su Crescioli, che vede però leggermente diminuire il suo vantaggio nei confronti degli immediati inseguitori. Eccolo qua il triangolo rosso, ultimi 1000 metri per il portacolori dell'Unione Ciclistica Empolese, che non può però rilassarsi troppo, e noi ovviamente ci portiamo sull'arrivo per vedere se sarà un arrivo solitario per Crescioli o se invece Butteroni e Maestrelli ce l'avranno fatta a riportarsi sulla testa della corsa. Ma ce la fa Giosuè Crescioli, quindi altra vittoria per il portacolore dell'Unione Ciclistica Empolese, che può tagliare il traguardo a braccia alzate. Intanto sembra alle spalle una ventina i secondi di vantaggio, eccolo qua per Butteroni, che ha qualche metro di vantaggio nei confronti dei Maestrelli, quindi seconda posizione per Gregorio Butteroni,
che con rammarico nella gara di casa ci teneva a fare qualcosa di più. Terza posizione per Emilio Maestrelli, che taglia il traguardo adesso a 23 secondi di ritardo da Crescioli per l'atleta del Velo Club Empoli. Quarta posizione per Salvatore Giannini della Foscobessi. Quinto Lutio Ancola della Montecarlo e sesto Emanuele Galli della Foscobessi Calenzano. Siamo in attesa adesso degli altri inseguitori, mentre continua ad andare il cronometro. Siamo già oltre un minuto e 20 di ritardo per Marco Cecchi della Montecarlo, che arriva stremato insieme a Tommaso Pozzolini della Butese, rispettivamente settima e ottava posizione per i due atleti. Nona posizione per Andrea Targioni a 1 minuto e 30, l'atleta della Mille Luci Ciclismo, e decima posizione sempre per l'atleta della Mille Luci Samuele Petri, che completa così l'ordine di arrivo. Altri atleti ovviamente che stanno terminando la loro prova. Ricordiamo 61 km percorsi da Giosuè Crescioli alla media di 38 e 486. Noi continuiamo a vedere le immagini che ci dimostrano tutti coloro che hanno terminato la gara, e mentre vediamo queste immagini vi lasciamo alle interviste che abbiamo realizzato per voi in occasione di questo 17° trofeo Fiorentino-Fiorentini, ma anche per la giornata azzurra, che ha visto protagonisti anche gli esordienti nella mattinata. Giosuè Crescioli, Unione Ciclistica Empolese, anche quest'oggi la salita ha fatto la differenza. Sì, è stata una gara davvero bella, perché non credevo ci fosse un percorso così duro, e è venuta la selezione e sono contento di questo risultato. Una seconda parte che ti ha visto praticamente sempre solitario al comando, hai dimostrato di avere una grande tenacia. Sì, nella prima parte di gara la Montecarlo ha dominato, ma comunque anche la mia squadra c'è stata e quindi li vorrei ringraziare. Questa vittoria va a loro e alla mia famiglia. Gregorio Butteroni, contro questo Crescioli non c'è niente da fare. No, non c'è stato niente da fare, Crescioli è un altro passo. Ho cercato il primo pezzo di salita, l'ho ottenuto, poi è andato via e non c'era niente, non c'era altro. Buono comunque l'accordo con Maestrelli, vi siete comunque impegnati per provare a recuperare Crescioli. Sì, ci siamo dati i cambi regolari, io ci tenevo di più a tirare, quindi ho fatto un passo un pochino più alto e poi in volata ho avuto la meglio, però Crescioli per ora è un altro passo. Emilio Maestrelli, nonostante il buon accordo con Butteroni, Crescioli si è dimostrato ancora una volta imprendibile. No, avevo un passo nettamente superiore sia in salita che in discesa in pianura, aveva un'altra marcia in più. E niente, poi Butteroni si è cercato di rientrare, però ci siamo riavvicinati, ma non più di tanto, e ce l'ha fatta vincere poi Crescioli. Un terzo posto che comunque ti soddisfa. Sì, mi accontento di questo terzo posto, è una soddisfazione enorme per me. È la prima volta che entro nel podio e spero che continui così. Giovanni Montanelli, presidente del Circolo dei Bersaglieri, una bella sinergia la vostra con la ciclistica cecina. Sì, sono piuttosto soddisfatto, anche perché con la ciclistica cecina ormai sono anni che collaboriamo insieme. Noi sosteniamo queste gare ciclistiche per onorare la memoria dei nostri presidenti che purtroppo sono deceduti, e alla memoria si istituì la prima trofeo Fiorentina, il Cavalier Fiorentina alla memoria, poi il presidente successivo Giovannoni, e poi morto il generale Fernando Demi abbiamo istituito anche la Coppa, che quest'anno è la 9ª Coppa a generale Fernando Demi alla memoria. Lo diamo l'appuntamento al prossimo anno? Sicuramente sì, diamine, ormai esattamente devo rifare in mente locale, ma siamo intorno al 28° anno che si sostiene queste gare ciclistiche in collaborazione anche con la ciclistica marina di Cecina, perché si cominciò con la ciclistica marina di Cecina con le donne. E poi insomma è nata questa collaborazione con la Polisportiva Palazzaccio, e per ora ci troviamo bene e continuiamo sicuramente anche un altro anno, l'anno prossimo, che sarà il Trofeo Giovannoni e la Coppa Tirone. Davide Venanzoni, presidente del Comitato Provinciale Livornese, oggi giornata piena anche con l'assegnazione dei titoli provinciali agli esordienti. Sì, è stata l'ultima gara qui disponibile per quanto riguarda la provincia di Livorno per l'assegnazione delle 2 maglie provinciali per gli esordienti di primo e di secondo anno. È stata una gara bellissima perché
stata combattuta fino all'ultimo da tutti quanti. Rossano Lorenzini, vicepresidente della Ciclistica Cecina, oggi giornata piena ma soddisfacente. Giornata azzurra, ma giornata calda anche. Tutto bene, comunque siamo molto contenti. 3 belle corse, esordienti primo anno, una gara tranquilla che si è svolta poi con un arrivo, come avete appunto visto, in volata. Invece nel secondo anno c'è stata praticamente la fuga di 2 ragazzi che sono arrivati da soli primo e secondo, e poi la corsa clou per noi, la corsa degli allievi, che era sul circuito collinare, abbastanza tecnico per questa categoria, che ha visto praticamente un bel vincitore. Siamo molto contenti, il nostro ragazzo è arrivato secondo, altrettanto contenti, è andato tutto bene, speriamo di poter continuare con questa attività di esordienti e di allievi. Mario Bianchi, presidente della Ciclistica Cecina, una bella giornata anche se stancante. Immensissima, perché dopo una giornata così intensa, 3 gare, è andato tutto bene. Abbiamo fatto anche il secondo posto nell'allievi con Gregori Butteroni, stamattina il 7° posto con Mario Venomi, per quanto riguarda i nostri ragazzi. E poi sono contento per la manifestazione, perché è stata una bella manifestazione, partecipata, bravissimi atleti, Crescioli non si dice niente di nuovo, quindi dei bei vincitori, dei belli atleti, grazie a tutti quanti hanno partecipato, a tutte le società che hanno partecipato. Ci sono altri ringraziamenti in particolare da fare? Sì, l'associazione bersaglieri a volte mi dimentico anche di menzionarla, perché ormai sono parte della Ciclistica Cecina in questa manifestazione. Sono loro che ci spronano, ma quando si fa la data, tutto. Quindi grazie a loro, grazie all'amministrazione comunale che ci mette sempre a disposizione con il patrocinio tutte le attrezzature, quindi grazie a loro, ci stanno sempre vicini. Grazie un po' agli sponsor che sono della Ciclistica Cecina, gli sponsor tipo Logic, tipo Buca del Gatto, tipo Bettacchi Edilizia, RB Bettacchi Edilizia, che sono gli sponsor ufficiali della manifestazione. E grazie a tutti i dirigenti, i consiglieri della ciclistica che ci hanno dato una grossa mano. Giovanni Montanelli ha già dato il suo assenso a fare la gara anche l'anno prossimo, lo confermiamo anche con te? Senz'altro, se la salute ci assiste, e saremo sempre sulla breccia a fare queste manifestazioni. When everybody's stealing by dawn of a new day,